E dunque, eccolo il fischio d'inizio del signor Balducci che dà il via. Che adesso va in copertura su Tocchetto, attenzione a Nardi che coglie fuori posizione la retroguardia del Cernís Muzzane, un lancio che ha visto rapace l'attaccante pedemontano per non finire in inferiorità numerica a centrocampo. Gemonese però in attacco, Tocchetto ne mette un'altra in mezzo, a rimorchio arriva la battuta a colpo sicuro prima di Minisini e poi Ponte compie il miracolo, però con la palla che aveva già superato la linea di porta. E allora altro gol ancora con Nardi. Ora se si porta la palla sul destro, fa partire la Berta, entra in area di rigore, poi il pallone filtra, Fabbro messo giù e questo è calcio di rigore. C'è stato il corpo a corpo tra Persello e Fabbro. Tusini in doppio intervento. Ora sul fondo Molas, entra in area di rigore, ancora messo giù, altro calcio di rigore. Un giocatore che non è Filippo Fabbro, ma vediamo se Tusini para anche questo tiro. E siamo pronti per l'inizio della seconda frazione di gioco. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Dacia Arena, Stadio Friuli, finalissima di Supercoppa d'Eccellenza, trasti, le testate e quant'altro. Guarda Nardi cosa ti combina! È scatenato! Marco Nardi rovesciata sul primo palo! Estemporaneo, ma la butta dentro. Occhio a Ponte che combina il pasticcio e Cargnelutti ne approfitta in agguato alle spalle del giovane portiere carlinese. E la Gemonese fa poker! Graziato 3 volte, Marco. Cos'è questa storia che ti sposi? Cos'è? 7 luglio. 7 luglio ho fatto la cavolata. No, dai, manca poco. Senti dai, 3 gol, 2 rovesciata, cioè oggi è giornata clamorosa per te. Sì, infatti non me ne rendo conto ancora. Ho mollato di lavorare alle 4, sono venuto qua e ho fatto 3 gol. Ho visto 2500 persone che mi applaudivano. Cazzo, tanta roba. Tantissima roba. E senti, poi ti ho visto insomma il duello con i centrali del Cernís Muzzane è sempre rusticano, alla fine ci ha regalato emozione anche per quello, no? Va bene, poi alla fine insomma Hanno vinto il campionato loro, sì, sono bravi, noi abbiamo colpito ogni occasione che abbiamo avuto, quindi è andata bene e Omar ha messo il suo parando 2 rigori. E nel momento critico della partita adesso festeggiamo perché ce lo meritiamo, è stato un anno lungo, siamo la squadra che ha vinto più trofei, andiamo a festeggiare, che è bello. grande Marco, complimenti. Super. Allora i due dei 1000 protagonisti pedemontani, il portiere che palla 2 rigori, il portiere che gioca 1 minuto e ti hanno ammonito alla fine. No, Okay, cominciamo 3 minuti, cominciamo da lui, Omar. Beh, è stata una presenza veramente particolare oggi. Sì, non mi aspettavo di essere ammonito al primo secondo di ingresso in campo, però dai, non posso lamentarmi, è andata bene, devo ringraziare. È partito da lui, devo ringraziarlo, che se non mi faceva 3-4 miracoli oggi il campo non lo vedevo manco quello. Grande Tosino. Aspetta, tu che hai occhio, spiegaci queste parate che ha fatto lui oggi. 2 rigori, uno a Fabio e uno a Possiamo Armelino. raccontare che lui Gliel'ho è insegnato più io. forte di me a parare di No, rigore. questo non è vero, Sì, gli ho insegnato io. È il classico trucco, destro tira a destra, sinistra a sinistra, infatti. Lui è maestro di parare i rigori. C'è No, non dire questo, non è merito di C'è una buona parte di merito suo perché mi ha migliorato in una lacuna che potevo dire che era parare i rigori, quindi sicuramente. Io invece ho solo appreso da lui, perché è come una spugna il fenomeno questo qui è più forte di tutti, è innegabile, per fortuna che è con noi. Omar, prima di parlare di rigori, però il colpo di testa di Fabio era dentro o fuori? No, era fuori nettamente, ho preso decisamente sulla linea, onestamente. Poi loro possono parlare, dire quello che vogliono, guarda, lì ha visto la stessa cosa, quindi non c'è niente da discutere, proprio, assolutamente. 2 rigori parati, uno a Fabio e uno al Mellino, come si fa? Come si fa? Osso mi ha punito il campionato sul 3-1 e questa volta non l'ho perdonato io, dai, possiamo dire così.
Fabbro invece lo conosco da tanti anni e un po' me l'aspettavo, possiamo dire così. Quando conosci un giocatore il portiere è più facile. Sentite ragazzi, avete vinto la Coppa Italia, il trofeo di Omeroi, questa Supercoppa. Peccato che è finita la stagione a questo punto. Ma l'ultimo mese è stato complicato, è stato piuttosto difficile, quindi terzo posto secondo me è quello che ci siamo meritati, però ci siamo anche meritati la Supercoppa e la Coppa Italia. Molto bene. Prossimo anno? Chiedi a lui. È lui. Il pacchetto è, però devi chiedere a lui. Prossimo anno vedremo. Adesso stasera possiamo festeggiare e poi vediamo. Però il è lui. Quindi fammi capire, se non so, il Crotone compra Tosini, tu vai a Crotone con lui. Facile. Mi porti? Facile. Grande Tosini, è andata. Ciao ragazzi, complimenti. Grazie. Non manca mai il primo tifoso della Gemonese, il sindaco Urbani. Oggi 4 gol, sindaco, meglio di così non poteva finire la stagione. Beh, sicuramente sì, anche se c'era stato un calo negli ultimi tempi in campionato, però io credo che al di là di tutto una soddisfazione enorme sia per una società che non aveva mai vinto questi trofei, ma soprattutto anche per una comunità come quella di Gemona che dopo il 40ennale del terremoto oggi veramente ha voltato pagina e guarda al suo futuro e non più al suo passato. Sindaco, dei 4 gol qual è quello che le è piaciuto di più? Ma direi che il primo, anche perché... Era in panchina lei, ho visto, no? No, ero qui sotto, non mi spingo tanto, ecco. Però diciamo che il primo gol senz'altro è stato un bel gol, ma io credo che al di là di tutto la prestazione complessiva della squadra sia stata buona, il Charlins Mucian forse non è entrato mai in partita e quindi direi che è andato tutto nel migliore dei modi e poi naturalmente oggi il portiere ha fatto senz'altro la differenza. E adesso però questa squadra comincia a vincere, si abitua a vincere, e le coppe sono già in bacheca, qualche campionato sarà da conquistare adesso, ma anche solo quello. Ma direi di sì, direi che piano piano io credo che bisogna costruire uno scalino alla volta, bisogna salire piano piano perché naturalmente c'è anche una questione di costi e quindi io credo che bisogna fare molta attenzione. Da parte dell'amministrazione comunale ormai abbiamo messo a disposizione quasi 1 milione di euro per fare il nuovo campo sintetico e quindi io credo che naturalmente tutto vada nella direzione giusta e speriamo che i risultati non vengano a mancare anche in un prossimo futuro perché ne abbiamo particolarmente bisogno in una comunità che sta puntando molto sullo sport e che quindi ha un ritorno promozionale anche con queste imprese della squadra locale non da poco. Sindaco, grazie, sappiamo che sarà impegnato tutta l'estate, che sono eventi sportivi a Gemona in ogni momento, ogni giorno, per cui complimenti anche per tutto. Grazie a voi e naturalmente vi aspetto a Gemona per Sportland. Grande presidente che ci ha portato a 2 titoli quest'anno. E devo dire che oltre al presidente secondo me è stato determinante il ruolo di Pier Arrigo perché è in fase di mister. 17 anni da Esatto. Ormai di calcio sì, ne sa tanto, ne mastica tanto e si vede, però esatto, però i risultati ci sono, 2 vittorie su 2, è un grande Pier Arrigo Rossi. Ascolta, ma hanno ammonito con King alla fine, voleva entrare a tutti i costi prima Difatti adesso lo sfotteremo per un bel po' perché è una cosa mai vista, ma va bene, sappiamo Emiliano era gioia incredibile, quindi è entrato, va bene così. Arrivederci. Grazie. Il presidente Zannutta del Charlins Muzzane, oggi emozione, gli juniores che vincono, la prima squadra che perde, però presidente a fine stagione si può fare quasi un sunto, no? Lei cerca di tirarmi su in qualche maniera. In qualche modo, dai. Ma diciamo che purtroppo, come dicevo, noi abbiamo staccato la spina il 26 marzo e se non ti alleni le condizioni sono queste, quindi una figuraccia tremenda. Purtroppo il risultato è sempre il frutto di quello che fai durante la settimana. Se durante la settimana sei in vacanza, questi sono i risultati. Nulla che dire, oggi mentre la Coppa Italia mi bruciava perché alla fine eravamo in palla, eravamo in partita, vi dicendo, qua c'è poco da dire, c'è poco da commentare, una partita che sì, se andiamo a analizzarla dopo c'erano anche 2 rigori che si poteva anche raddrizzarla. E un terzo gol che era più dentro che fuori. Sì, è il gol che Pippo dice che era dentro, gli spettatori in riga dicono che era dentro e quindi però... Pare che anche le immagini televisive dicono che era dentro. Vabbè. Gli episodi comunque sono contro, però non ci sono alibi, per vincere una partita bisogna giocare diversamente, bisogna mettere più piglio, bisogna mettere la giusta determinazione e soprattutto essere allenati, che noi non eravamo.
Dai, le faccio parlare degli juniores, però che oggi hanno vinto 3-1, dai, così almeno chiudiamo con il sorriso. 3-1, bene, insomma, con i fuori quota anche tolti da qui per essere dati a Mister Piva, è un bel risultato. Sì, sicuramente per noi quella partita là era più importante perché quella là potrebbe aprire il viatico ai nazionali. Adesso abbiamo il Trento in casa sabato, il Mori Santo Stefano, esatto, e speriamo di riuscire a centrare gli ottavi, sarebbe ai quarti, perché resteremo 8 squadre in Italia e speriamo di centrare i quarti e sarebbe un grandissimo risultato, una cosa che sarebbe importantissima. Là la partita me l'hanno descritta in maniera molto emozionante, anche là siamo andati in vantaggio in maniera rocambolesca, dopo ci hanno pareggiato e alla fine abbiamo finito in salendo, squadra invece quella juniores che adesso si sta allenando e quindi le differenze si vedono. Presidente, in bocca al lupo e ci risentiamo in fase di calciomercato quest'estate. Certamente, grazie, buon fine campionato per chi sta facendo le code e buona estate agli altri. Più che break pubblicitario facciamo un break promozionale in favore della Gemonese che ieri ha vinto la Supercoppa battendo per 4-0 Charlis Buzzane con il presidente del sodalizio pedemontano giallorosso Pino Pretto, colui che è stato denominato, come detto, il re di coppe del calcio friulano. Benvenuto Presidente. Buongiorno a tutti i telespettatori. Anche con Roberto Zanetti che ieri ha visto la partita assieme a me. Presidente, mi diceva... Diamo un po' di numeri. Allora, 4-0, 3 gol di Nardi, 600 e quanti messaggi? 656, esattamente. E no, poi è stata risposto a tutti? Risposto a tutti fino alle 4 di mattina. Perché è doveroso, quando si vince, chi ti segue, chi ha piacere delle fortune della Gemonese, è giusto che abbia anche la risposta da parte mia. E quindi dovremmo probabilmente chiedere e ospitare anche la signora Pretto, perché se fino a 4 di mattina tu sei lì e dopo non lo so. Però... si era consumato al mattino perché porti fortuna. Ah, va bene, ok, allora ottima questa risposta. Tra l'altro salutiamo anche tutti gli amici della Gemonese, anche il mister che è arrivato qui con noi. Presidente, probabilmente non l'avevate neanche sognata così quella finale di Supercoppa, no? Sì. No, assolutamente, perché poi il Charlis è una corazzata, ha vinto meritatamente il campionato perché arrivando con tanti punti di vantaggio sulla seconda, sulla terza, ha fatto un campionato quasi a sé. Noi siamo riusciti a tenere botta fino a un certo punto, poi un po' la Coppa Italia ti porta via tante energie e quindi abbiamo pagato dazio le ultime partite. Poi per questa finale ci siamo un po' ripresi e i 2 gol iniziali hanno tagliato forse un po' le gambe a loro e dopo con i 2 rigori parati da un immenso Tusini, devo dire, perché ho visto poi i rigori in replay e devo dire poi abbiamo fatto il terzo gol e l'abbiamo portato a casa. Sicuramente non esiste un 4-0 di divario tra Gemonese e Charlins, però tante volte nel calcio questo succede e onore al merito, diciamo. Ecco. È giusto dare a Omar Tusini quello che è di Omar Tusini. Ora, al di là dei complimenti che gli ho fatto anche in diretta ieri durante la telecronaca per le due parate sui rigori e anche insomma, per il campionato eccezionale che ha fatto, perché ricordiamo che Omar Tusini è probabilmente nella top 2-3 dei portieri dell'eccellenza. L'incornata di Fabbro, che anche io avevo definito gol, era incerto ma mi sembrava gol, in realtà dopo averla rivista al rallentatore con il montaggio del video, confermo che non era gol, quindi aveva assolutamente ragione Omar Tusini. Questo fa piacere. Proprio roba, questione di centimetri, ma non era gol, ve lo posso confermare. Questo fa piacere perché quando succedono queste cose tante volte lasciano il dubbio, invece se avete visto le immagini televisive col rallentatore mi fa piacere che l'arbitro abbia visto giusto anche per la regolarità comunque della finale. Quindi insomma bene anche Roma. È andato via con il pallone Marco Nardi. Che lì, cioè 2 gol su rovesciata. Marco Nardi ieri, quando è stato sostituito, che poi non stava benissimo, ha ricevuto una standing ovation secondo me impressionante, perché non è che nei dilettanti succeda sempre questo, e poi secondo me c'erano ben più di 2000 persone a vedere la partita, e quindi lui era commosso, perché uno fa 3 gol nello stadio dove è dei friulani, fa 3 gol penso che sia una soddisfazione per lui grandissima e si è dimostrato veramente un bomber, di grandissima razza. Ero convinto che quest'anno ha avuto parecchi malani fisici,
però per me è uno dei primi 2/3 come Tusini, centravanti dell'eccellenza. Intanto sta per iniziare la partita a Pordenone, è iniziata in questo istante il secondo tempo di Pordenone contro Bassano e torneremo tra un attimo da Davide Zanirato per i commenti del secondo tempo, della seconda frazione di gioco. Presidente, so che lei è un tifoso dell'Udinese di vecchia data. Sì. Giocare alla Dacia Arena con i suoi ragazzi e vincere la Supercoppa lì, che emozione le ha riservato? Quando eravamo andati a Trieste, giocare in campionato contro la Triestina, poi per le note vicissitudini naturalmente della Triestina, non certo perché siamo noi saliti, no? Però era già stata una grandissima emozione e avevo mio figlio vicino e gli ho detto guarda dove abbiamo portato le maglie giallorosse. Penso che andare al Friuli sia il massimo. Insomma, e poi magari ci possiamo anche tornare. Vabbè, tu mi hai commentato la partita ieri sera dicendo, vabbè, ormai dilagato, il Charles Muzzane avesse segnato quei 2 rigori, forse la riapriva, ma alla fine Gemonese ha meritato. 4-0 penso che non si possa discutere, insomma. Tu te l'aspettavi che finisse così? No, assolutamente, assolutamente. Sai, le finali a qualsiasi livello raramente hanno questo punteggio, no? Le finali sono sempre combattute, incerte, la stessa finale di Coppa Italia di gennaio finì 1-0 e quindi insomma fu molto, molto equilibrata, per cui sicuramente non me l'aspettavo. È chiaro che, come si dice, si vince, si perde in 11, la società è importante, però quando hai 2 giocatori come Tusini e Nardi che fanno ampiamente il loro dovere anche oltre, cioè parare 2 rigori nella stessa partita, puoi pararli quando i rigori decidono una coppa, alla fine magari succede di pararne 2, ma durante i 90 minuti è praticamente impossibile. Lo stesso Tusini ha detto che era la prima volta che gli capitava e che è stato anche fortunato, secondo lui, ha detto per il fatto che si siano presentati sul dischetto 2 tiratori diversi, no? Perché riesci, dice, a leggere meglio le situazioni, poi insomma ogni portiere si regola di conseguenza, però ovvio che con due giocatori del genere può veramente succedere di tutto e sono stati sicuramente i due jolly che hanno deciso sta partita, anche perché non voglio gettare la croce addosso a nessuno, però da una parte per dire in porta c'era Tusini, dall'altra parte c'era Ponte che sarà pur promettente, che però magari a questo tipo di partite non è abituato, insomma, ecco, sì. Magari diventerà un grande portiere, forse anche più forte di Tusini, però per il momento. No, volevo chiedere piuttosto la cosa interessante è che comunque Charles Muzzane il suo portiere titolare ce l'aveva. Sì, l'ha messa, questa è stata un po' No, volevo chiedere al Presidente Preto qual è stato dei 656 messaggi, se lo ricorda, il più gradito, se ce n'è stato uno in particolare che lo ha fatto contento. Sì, mi ha fatto contento il messaggio del mio ex titolare Paolo Fantoni, che si è ricordato di me. E il più strano, particolare? L'altra volta mi ha fatto un messaggio Fantinel che mi ha scritto... Stefano Fantinelli, l'ex presidente del Sanel, ti serviva un diavolo rosso per vincere la Coppa Italia. E quindi mi son fatto una risata. Sì, certo. Diciamo che piacere sono stati i miei amici di infanzia, che magari non seguendo più il calcio, certo, potevano anche così dimenticarsi. Anche invece magari non essere al corrente che ci fosse la partita. Ecco, insomma. Mi ha fatto piacere per me, per Gemona, per la Gemonese, insomma. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità perché incombe, ci andiamo però fra qualche secondo Giancarlo, perché ho una curiosità che ho lì. Presidente, con King cosa avete detto a fine negli spogliatoi o nell'intervallo? Era talmente voglioso di entrare che non ce l'ha fatta. La spiego, per chi non ha visto la partita, è stato ammonito, dunque secondo portiere, eravamo già nei minuti di recupero, doveva entrare per la standing ovation, che lo ricordiamo ha giocato a Trento in Coppa Italia, esattamente, quindi, insomma, tanta era la sua voglia che era già a metà campo, dovevano ancora alzare non vedeva l'ora di entrare. Sì. Allora con King è con noi da un bel po' di anni, si impegna, non manca un allenamento ed essendo un giocatore di movimento che quindi durante la partita può entrare o comunque può sostituire magari in vantaggio di 3-0 e comunque il mister deve sempre dare un po' di spazio a tutti.
Per lui che diciamo è veramente l'ultima occasione della vita, perché farà magari ancora un anno, calcistica, no? Fremeva per entrare, proprio non ce la faceva resistere. A un certo punto eravamo 4-0 e mancavano pochi minuti e gli ha dato questa soddisfazione il mister e secondo me ha fatto molto bene, perché è difficile con la pioggia, con il vento, sempre sapendo di non giocare a domenica, perché comunque Tosini è un totem, no? E quindi lui si rende conto di grande sensibilità, secondo me, averlo fatto entrare. L'ho visto fare allenamento, una roba che bella, io non sarei andato della passione che hai, e lui c'era e ha fatto sempre presenze su presenze su presenze senza mai chiedere niente. E quindi applausi, andava davvero premiato, giustamente. Sicuramente. Il perfetto spirito del calcio dilettanti. Sicuramente. Esattamente. Il numero 1 del calcio regionale, Hermes Canciani, che credo, Hermes, condizione di pubblico importante, spettacolo in campo, bene. Sì, guarda, ho ringraziato il pubblico, ho ringraziato le squadre prima, perché è stata veramente una bellissima giornata di sport, giornata di calcio per i dilettanti, ma penso per l'intero movimento, perché vedere tante persone, un tifo così sentito, acceso, una partita comunque vibrante, un risultato anche forse magari non previsto, fanno sì che questa sia veramente una formula vincente. Quindi grazie a tutti i protagonisti, grazie a voi media che avete dato il giusto risalto e che avete seguito tutti i nostri campionati fino a questo che è l'epilogo della nostra stagione. Sì, stagione che non è finita, perché ci sono ancora i playoff di promozione di prima categoria, per cui insomma noi andiamo avanti sempre col vento in poppa. Certo, questo è vero, anche domani praticamente siamo sui campi, abbiamo domani il triangolare di prima categoria come attività federale e quello di Cormons, ci sono ancora i playoff e i playout che concluderemo entro la fine del mese, però già questo qui viene considerato praticamente l'evento di chiusura della stagione, che comunque di fatto ha già sancito alcuni risultati e gli altri che verranno. Non era possibile posticipare questa gara come facilmente intuibile, perché chiaramente le società ormai hanno fatto sciogliete le righe, e quindi questa era la data forse ideale per svolgere questa importante partita. E comunque ricordiamo che il prossimo anno si saprà, prima di cominciare ancora, tutte le date, compresa la Supercoppa. Vedo che sei informato, Francesco, e quindi devo dire che è intenzione del comitato che presiedo, già a lato praticamente dell'avvio dei campionati, di comunicare sia le date che i luoghi dove si svolgeranno le finali, un po' scimmiottando quello che succede ad esempio in Champions o in Europa League, e questo per permettere alle amministrazioni comunali, che ringrazio pubblicamente, di attrezzare i loro impianti, perché io ho avuto tantissime richieste da parte dei sindaci per ospitare le nostre finali, e dando il tempo necessario per preparare l'accoglienza, che penso che sia una cosa positiva. Grazie a Hermes Canciani e complimenti. Grazie a voi, e davvero per il servizio che fate per noi e per tutto il mondo dello sport. Grazie.